Ben ritrovati in diretta, approfondimento dedicato alla salute. Staremo insieme all'incirca fino alle 14:30. Parliamo quest'oggi di ernia del disco, una patologia molto diffusa e molto specifica anche della colonna vertebrale, che spesso non causa però nessun sintomo, e oggi capiremo quando è il caso di operarla e quando invece no. Lo faremo in compagnia del mio ospite. In studio con me c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno, ben trovato, dottore. Buongiorno Alice, buongiorno. Allora, dicevamo una patologia specifica della colonna vertebrale, anche molto diffusa, e è opinione, insomma, anche in questo caso diffusa, che operare la colonna vertebrale non sia proprio ideale, può essere pericoloso e tutto sommato quindi è meglio evitare, anche perché chi ha avuto questo tipo di operazione si è trovato con degli strascichi importanti. È così, dottore? È possibile, purtroppo è possibile, cioè mentre una volta neurochirurgia, ortopedia non avevamo nessun'altra soluzione, diciamo, nei confronti di un disagio grave della persona, se non di attuare scelte chirurgiche, scelte di aprire la colonna vertebrale per praticamente decomprimere un nervo o togliergli la pressione che gli sta addosso per un disco rotto, che poi potremo vedere un disegnino che rappresenta che cos'è questa ernia del disco. Poi si è negli anni vissuta l'esperienza, purtroppo la medicina è fatta così, le esperienze crescono con le attività del vivere quotidiano e con le attività professionali per curare le persone. Si è arrivati a avere, dicevo, conoscenza del fatto che non sempre un intervento chirurgico, anche tecnicamente ben indicato e ben eseguito, sia una vera soluzione del problema. Per cui è stato proprio nel passare dei lustri che ci si è resi conto che una persona operata può avere degli inconvenienti, dei disagi, delle, diciamo, complicazioni, degli esiti poco rassicuranti. Ripeto, anche se tecnicamente è stato fatto tutto secondo i sacri canoni ed è stato tutto portato avanti in maniera corretta. Certo. E proprio si è visto il fatto di aprire la colonna vertebrale che può essere fonte di disagio. E quindi insomma questa problematica è stata anche molto analizzata in tutto il mondo. 0422 1628 332 il numero per intervenire come sempre in diretta, e quindi aspettiamo le vostre telefonate, domande e curiosità da porre al dottor Alberto Alexandre. Mi piace sempre iniziare questi nostri approfondimenti dedicati alla salute con dei piccoli ripassi, no, di anatomia, perché lo trovo molto indicato, no? Perché spesso non sappiamo nemmeno, insomma, come è fatto il nostro corpo, e quindi chiedo a Francesca Pezzo e Simone Merlo dalla regia di mostrarci questa prima slide che ci permette di raccontare qualche cosa in più sulla colonna vertebrale, dottore. Certo, anche a me piace sempre, diciamo, cercare di avere e dare, avere è indispensabile, dare le idee più chiare possibili sulle situazioni. Questo modellino rappresenta appunto il segmento, l'unità di movimento della colonna vertebrale, che è composta da una vertebra, dopo di questa il disco e sotto a quello l'altra vertebra. Questa è l'unità di movimento, il fatto che queste si articolano e si muovono tra di loro. Però insieme, in mezzo a questo, c'è anche la radice del nervo, quindi praticamente quella parte di tessuto nervoso che, venendo dal cervello, prima corre dentro la colonna vertebrale, poi esce appunto in corrispondenza di un disco per andare a far muovere un arto. E quindi è lì il punto critico dove può nascere la compressione di quel nervo. E se proseguiamo, vediamo proprio anche questo dettaglio, dottore. Ecco, allora lì c'è la presentazione del punto, esattamente il punto critico, e nel disegno associato ecco il fatto che quella cartilagine che è il disco, che è l'ammortizzatore, può, rompendosi, dislocarsi all'indietro e andare ad urtare il nervo. Quindi uscire dalla sua posizione naturale. Infatti ernia in medicina vuol dire una cosa fuori di posto. Può essere in altri casi l'ernia addominale, per esempio, anche quella vuol dire una parte di tessuti fuori di posto. Ernia del disco vuol dire appunto una parte di tessuto del disco dislocato fuori di posto, e il fuori di posto purtroppo finisce addosso ai nervi.
Ecco. E come fa a finire fuori Ecco, dalla sua sede naturale? Facciamo degli esempi. Sì, l'esempio più classico e purtroppo il più ricorrente è quello della vita lavorativa delle persone, fare sforzi, sollevare pesi, può arrivare ad uno sforzo eccessivo dove appunto il disco viene così violentemente compresso da finire per dislocarsi. Chiaramente questo può essere un fenomeno unico, ma può essere l'esito di 100.000 fenomeni del vivere così, finché una struttura usurata si incrina, si rompe e si forma quest'ernia, appunto. Certo. Altre cose possono essere invece legate al fatto che moltissimi vivono una vita sportiva, qualche volta anche un po' troppo impegnativa, per cui si va a finire che un'attività fisica può avere lo stesso impatto sulla persona di usurare, ledere, alla fine danneggiare una cartilagine, appunto. Stiamo facendo l'esempio, per esempio, di questa attività sportiva, il sollevamento pesi, certo. Esagerato, e va a finire che rischia. Ecco, rischia. Però tante volte purtroppo sono anche persone che normalmente, diciamo, non riflettono sul fatto che tutta la struttura di una persona, tutto il fisico, tutto l'eventuale sovrappeso va a finire sempre sulla stessa struttura di supporto che è questa colonna vertebrale, che appunto abbiamo visto è fatta di ossa, ma è fatta di cartilagini delicate interposte che possono subire appunto un sovraccarico. Quali sono le ernie discali più frequenti? Glielo chiedo subito dopo alla telefonata, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa, che cosa ci chiedono. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? con Gabriella. Buongiorno Gabriella, prego, ci dica pure. Io volevo proporre una domanda al professore, visto che ho in mano un esame fatto la scorsa settimana di una radiografia lombosacrale. Prego. Praticamente è da diverso tempo che ho grossi problemi a questa gamba, più che altro al fondo schiena, ma mi dà problemi alla gamba sinistra. E sapevo nel 2019 di aver avuto problemi così, però adesso si fanno più accentuati. Allora, la risonanza, posso dire cosa mi spiega? Certo. Allora, scoliosi sinistro-convessa, lordosi ridotta in L3, L4, L4, L5 e L5 S1, protusione, disco osteofitosica ad ampio raggio, che interessano i forami di coniugazione bilaterale. Il reperto prevale in L4 e L5, dove si apprezza un'ernia discale intraforaminale destra e segni di edema delle limitanti somatiche contrapposte MODIC 1. Vorrei capire un attimo. Certo. E dopo ci sono segni di artrosi a carico delle faccette L3 e S1 bilateralmente. Chiarissima, grazie Molto Gabriella, grazie per la sua telefonata. Dottore, Grazie. che cosa possiamo rispondere insomma, a questo referto qui insomma, c'è che parla appunto un referto chiaro? completissimo che appunto si illustra fatti degenerativi multipli, cioè più punti, più livelli di quei dischi che abbiamo visto che sono rovinati, usurati, e probabilmente lì il punto di partenza è stata la scoliosi che la signora ha citato all'inizio, cioè un errato carico laterale tra le vertebre, per cui i dischi si trovano ad essere sovraccaricati da un lato e quindi la scoliosi mette le basi per. Poi la signora ha detto appunto che la colonna è anche più rettilinea, invece in senso verticale antero-posteriore, cioè c'è meno la lordosi naturale, e anche questo sposta i carichi. Quello che ha citato è appunto un'ernia del disco, cioè uno sfiancamento piuttosto uniforme, in questo caso già protrusione ampio raggio vuol dire proprio uno sfiancamento globale di questa cartilagine del disco che va a premere contro i nervi. E ha citato un altro elemento molto importante, questo edema, cioè questo fatto che questo riguarda l'osso, riguarda le due pareti di osso sopra e sotto a questo disco erniato, dislocato, cioè che il fatto che questo ammortizzatore disco sia rovinato, così usurato e quindi abbia perso la sua tenuta, permette alle due ossa di venire praticamente ad urtarsi tra di loro, quindi permette
che queste ossa vadano a irritarsi una sull'altra. Cioè non c'è più quel cuscinetto, diciamo così, che abbiamo visto come si è erniato, ha perso chiaramente, come si è erniato, ha perso di altezza, ha perso di tenuta elastica, che sarebbe la sua funzione di ammortizzare tra due ossa in movimento, e quindi le due ossa finiscono per urtarsi, finiscono per creare questa sorta di infiammazione che appunto viene descritta come edema di queste contrapposte superfici vertebrali, e questa poi diventa la base dell'artrosi, perché dove le due ossa andranno a confliggere, prima c'è questa fase di, diciamo, infiammazione. Le due ossa urtandosi formano come naturale delle specie di callosità, che in questo caso sono callosità di osso, e quindi è la cosiddetta artrosi. Quindi purtroppo è un processo che tende a svolgersi in maniera progressiva nel tempo, ad aggravarsi. Qual è il consiglio che possiamo dare a Gabriella? Il consiglio che si può dare allora dipende dalla tipologia di sintomi che nascono da questo, perché una volta si dava tantissima importanza alla morfologia, cioè alla forma delle cose, però diciamo che con la forma delle cose troviamo una spiegazione ai disturbi che la persona può avere. In realtà le cure al giorno d'oggi vertono di più sul correggere i disturbi che la persona ha, per cui davanti a un quadro del genere la signora ha accennato a mal di schiena, ha accennato al fatto che c'è una gamba che le fa male. Allora le cure saranno per aiutare il nervo che è messo in difficoltà da quell'ernia, è un po' compresso, gli circola male il sangue. Dicevo, servono appunto a vertere, ad aiutare questo nervo a riprendersi. Quindi il tipo di cura sarà in funzione dei disturbi quanto gravi. Uno può avere il dolore nella gamba, può avere la gamba intorpidita, informicata, può avere fino al punto d'arrivo una perdita della forza dell'arto. Allora la cura sarà più o meno aggressiva, parliamo però di tecniche appunto moderne, sarà più o meno aggressiva a seconda di quanto disturbo c'è. Possono bastare delle cure ambulatoriali o dei farmaci per attivare la circolazione di sangue o degli antinfiammatori se il disturbo è medio lieve. Se il disturbo diventa più importante, ovviamente terapia fisica nei termini in cui la signora possa avere un discreto lavoro muscolare, una riattivazione muscolare, terapie più specifiche per agire sul disco, se la compressione da parte del disco sul nervo diventa tale da creare nella gamba una vera e propria disfunzione che vada dall'appunto intorpidimento fino all'alterazione della forza. Insomma, da valutare. Quindi cure dimensionate a come sta la persona. Ma c'è una differenza tra ernia e protusione? Perché anche la telespettatrice poco fa insomma ci ha nominato questo termine nel referto. Sono la stessa cosa oppure no? Diciamo che la protrusione la possiamo considerare un primo gradino di degrado del disco che comincia a sfiancarsi, a debordare, a sporgere verso lo spazio dove purtroppo stanno i nervi. Quindi un cedimento, la protrusione. Un primo step. Un primo step, ecco, dove il disco è fatto di un anello di tenuta esterna, bello solido, diciamo, quasi osso, una cartilagine molto densa, e all'interno è fatto da un nucleo invece morbido, che è molto idrofilo perché appunto è fatto per essere un ammortizzatore, quindi è molto idratato. Allora il cedimento del bordo esterno permette sfiancarsi come un pneumatico sgonfio, e quella la chiameremo protrusione, oppure molti radiologi usano il termine di bulging, che vuol dire appunto protrudere, sporgere, così. E se finirà per rompersi questo anello esterno di tenuta, prima si incrina, poi si rompe appunto, il tessuto interno più morbido può dislocarsi in fuori, e quella la chiamiamo la vera e propria ernia estrusa, dislocata. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? È caduta la linea, vediamo di recuperarla. Senta dottore, ernia e protusione quindi possono comunque interessare tutta la colonna vertebrale? Sì, possono interessare soprattutto delle zone dove c'è il sovraccarico meccanico nella vita ordinaria. Allora avremo a livello lombare, al girovita diciamo, cioè
in pratica tra la terza vertebra lombare e l'osso sacro, si chiamano terza, quarta, quinta, le ultime 3 vertebre della colonna lombare verso il bacino. L'incastro della colonna vertebrale nel bacino è fatto dall'osso sacro, che è un insieme di vertebrine che ossificano all'inizio della vita. Quindi questa zona è la zona dove c'è tutto il movimento del tronco, tutti i sovraccarichi in posizioni magari piegate. Abbiamo visto nella vita lavorativa quanto questo dislocarsi contemporaneamente al caricare può mettere in difficoltà, e quindi quello è il punto statisticamente alla fine principale, quindi un'ernia massima frequenza L4 e L5, cosiddetto tra la quarta e la quinta, oppure tra la terza e la quarta lombare, poi tra la ultima lombare, quinta e il sacro. Altrettanto in cervicale, analogamente, si possono avere erniazioni soprattutto per le vertebre centrali, anche lì si chiamano quinta, sesta e settima, le vertebre del collo che vengono interessate. Tutta la colonna vertebrale comunque può essere questi interessata. punti di snodo, ovviamente. Abbiamo la telefonata, vediamo chi c'è in linea con noi. Pronto, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, prego, ci dica pure. Niente, io ho mia zia che ha sempre dolori alla schiena, anche abbastanza forti, e devo ricorrere anche a antinfiammatori abbastanza pesanti. E niente, ci hanno detto che ha un problema. Pronto? Sì, prego, la sentiamo. Prosegua pure. Niente, mi hanno detto che praticamente ha osteoporosi e la schiena è abbastanza storta, e abbiamo anche fatto delle varie visite e ci hanno detto che una possibile soluzione sarebbe di fare del cemento alla schiena, alla colonna vertebrale. Potrebbe essere una soluzione? Il problema è un po' diverso. Quanti anni ha la signora? Possiamo sapere gli anni della signora? L'età? 80 anni. 80 anni, quindi un'età insomma importante. Sì. Probabilmente rispetto all'età della persona, il tipo di disturbi che gli hanno detto, il tema qui è un po' diverso. Probabilmente gli hanno detto che esistono dei punti deboli nelle strutture ossee, non nei dischi che formano le ernie, quanto proprio nella struttura della vertebra di per sé. Se gli hanno accennato alla questione di poter fare una cementazione cosiddetta, il termine tecnico è la vertebroplastica, vuol dire che c'è un cedimento della struttura dell'osso perché si è decalcificato con l'età, si è impoverito il patrimonio di calcio e quindi l'osso è più fragile, e se gli hanno detto così ci sono evidentemente delle piccole fratturazioni di vertebre, per cui una vertebra fratturata viene curata, si può curare con un sistema di vertebroplastica. È una soluzione valida? Molto valida, molto buona, soprattutto snella, diciamo, rispetto al fatto di dover in alternativa porre una persona in età in un busto di contenzione, un busto che tenga solidamente fermo il tronco, che magari deve essere usato per mesi perché dia il risultato di favorire il deposito di nuovo di calcio contro l'osteoporosi, quindi diventa una vicissitudine, una storia molto lunga, impegnativa, con vincoli e quindi possibili conseguenze di scarsa attività. Però appunto in questo caso il tema sono le ossa, non i dischi, appunto. Certo. Questa soluzione potrebbe insomma porre fine anche al dolore che insomma, la signora prova? Spesso il tema principale in fratture vertebrali è proprio il dolore da carico oppure dolore anche in posizione stesa, proprio perché un osso fratturato fa male. Allora io dico che una tecnica come una vertebroplastica è come ingessare un braccio rotto, immobilizzo consolidandolo dall'interno e quindi risolvo il problema, in poche parole, con un intervento che dura 20 minuti, 25 minuti, che ovviamente tecnicamente è un intervento delicato, ovviamente va fatto da persone specialistiche, con competenze specialistiche, però è un intervento che ormai al giorno d'oggi si fa in totale sicurezza e può sperare di dare una vera soluzione del problema. Certo, una qualità di vita, insomma, per quanto possibile anche migliore. Dolore che però
spesso non è il sintomo principale dell'ernia del disco, tornando al tema di oggi. Sì, nell'ernia del disco possiamo avere i due estremi, come accennava lei all'inizio, possiamo avere delle ernie del disco senza sintomi e quindi chiaramente il riscontro sarà un riscontro occasionale e in quel caso non si fa semplicemente nulla, perché è chiaro che la persona può continuare nella sua vita, può continuare la sua vita, avrà questo disco rotto e pazienza, diciamo, non succede nulla. Il sintomo dolore va nella patologia di ernia del disco visto come una sorta di campanello d'allarme. Ti dà il segnale che è successo qualcosa che non va bene, quindi il fatto che tu soffra di un dolore della colonna oppure addirittura di un dolore irradiato in un arto, perché dal collo potrà dare disturbi e problemi al braccio e alla mano, come a livello lombare da disturbi nella gamba e nel piede, allora in quel caso il dolore indica il fatto che il disco è alterato e siamo nella fase in cui mi mette in difficoltà il metabolismo nel nervo. Dopodiché, come dico, il dolore può essere segnale d'allarme e non è detto che perduri, può staccarsi, diciamo, il discorso di una sintomatologia dolorosa dal discorso di come funziona poi il nervo, anzi delle volte in una situazione di, diciamo, una lombosciatalgia, quindi dolore lombare irradiato nella gamba, può essere che a un certo momento il dolore finisca e questo è essere un segno negativo, non positivo, perché può accompagnarsi al fatto che viene avanti una perdita della forza di movimento, per esempio del piede, cioè la sofferenza del nervo perché è compresso è diventata tale che come da una parte non riesce più a trasmettere l'ordine di movimento ai muscoli del piede, così non trasmette più nemmeno il sintomo dolore al cervello. Chiaro. E quindi è importante. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, Carla da Padova, buongiorno. Grazie per l'opportunità. Prego Carla, ci dica pure. Tra tante problematiche volevo chiedere al dottore la stenosi, con quali sintomi si manifesta, con quali esami si può eventualmente approfondire e quali sono le cure eventualmente o gli interventi da poter... Certo. Un'altra domanda, se è possibile, quando si parla di interventi mini invasivi anche per problemi grossi, a che tipo di intervento si riferisce? Grazie mille. Carla. Okay, grazie. Cominciamo dal primo tema, quello della stenosi. Sì. Prego. Il tema della stenosi vuol dire strettoia, quindi vuol dire che nell'immagine che abbiamo visto all'inizio, la vertebra soprastante, vertebra sottostante e disco, all'interno c'è il canale dove stanno tutti i nervi. Questo canale è per natura di un diametro di 11-12 mm circa, quindi purtroppo è un canale costruito stretto, senza considerare situazioni in cui si può avere una stenosi congenita, cioè che la persona è nata con un canale vertebrale più stretto di così. La stenosi come problema che si sviluppa negli anni è il restringimento di questo canalino. Quindi se dalla regia ci aiutano e ci mostrano di nuovo l'immagine iniziale, ecco, la stenosi è la strettoia dentro lì, che si viene a creare da lì qui. Vede che esce il nervo che viene in periferia. All'interno c'è il canalino dove nell'immagine seguente si vede che l'ernia si disloca indietro. Ecco, quello, il canale dove sporge quel disco rotto è il canale spinale, quello lì è il fascio di tutti i nervi e la stenosi è il restringimento di questo canale. Allora la stenosi è normalmente multifattoriale, cioè è data dal fatto che i dischi si consumano e tanti dischi sporgono in quel canale anche senza necessariamente che uno sia un'ernia così vistosa, sporgono nel canale. Come dicevamo prima, dove i dischi sporgono, si abbassano, fanno quelle callosità di osso che saranno degli speroni di osso, si chiamano osteofiti, che a loro volta
sporgono anche loro in questo canale dei nervi e quindi tutto l'insieme, i ligamenti che si consumano, tutti questi fattori si mettono assieme a creare che lo spazio per i nervi lì dentro diventi ridotto. È doloroso o insomma con quali sintomi lo riconosciamo? È una situazione purtroppo che può essere ambigua, nel senso che può svilupparsi progressivamente con una sintomatologia di mal di schiena cronico, di dolori piccoli, subdoli, difficilmente con grandi crisi di dolore, però purtroppo può essere anche un fenomeno che ti arriva, diciamo, che te lo scopri quando è maturato negli anni a sintomi zero. Ci sono delle persone che hanno vissuto bene, diciamo, fino al giorno prima, in cui negli anni si è progressivamente sviluppata questa stenosi e si ritrovano ad avere dei disturbi anche severi di funzionalità perché improvvisamente la situazione si scompensa. Certo. Questo probabilmente perché si altera come circola il sangue dentro a quel canale per i nervi e quindi la classica goccia che fa traboccare il vaso, la situazione da parte dei nervi non rimane più tollerabile, hanno troppo poco nutrimento, troppa poca ossigenazione e nascono i sintomi. Prima di andare in pubblicità mi sembra che la signora volesse sapere velocemente anche come si diagnostica e poi come si cura. Sì. Quindi la diagnosi sarà data dal fatto che la persona abbia dolori di schiena, impaccio motorio. Il sintomo classico della stenosi è la esauribilità della marcia, cioè che una persona cammina, mano a mano che cammina arriva poco afflusso di sangue a questi nervi all'interno, quindi è costretta a fermarsi perché i nervi non hanno più l'energia per far muovere i muscoli, fermandosi si compensa la circolazione, i nervi riprendono, quindi questa si chiama claudicatio neurogena, cioè il fatto appunto che non c'è più l'energia, è il sintomo classico di una stenosi, che poi si può associare ovviamente a una lombalgia, lombosciatalgia, per carità, se parliamo di una stenosi cervicale, a una cervicalgia, ai disturbi di funzionalità del braccio e della mano, cioè disturbi che assomigliano ovviamente ai precedenti che dicevamo, ma che hanno la caratteristica di essere più subdoli, più cronici, più magari insistenti, noiosi, pesanti, ma appunto meno violenti. Certo. Questo. Sentiamo un'altra telefonata e poi insomma approfondiamo ulteriormente anche questo tema. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Buongiorno, prego signora, buongiorno. Allora, buongiorno. Allora, io ho fatto una risonanza magnetica nel 2021. Risonanza magnetica. Era già qualche anno che soffrivo di mal di schiena alla zona lombare. Allora, adesso io non sto qui a leggere tutto al dottore cosa hanno trovato, leggo la cosa più importante che penso sia questa. Al passaggio L5S1 è evidente ernia discale postero-laterale destra estrusa caudamente per circa 17 mm, con evidente impegno della radice di questo lato. Modesto edema osseo delle limitanti somatiche contrapposti in relazione alla discopatia. Allora, io ho sentito anche 3 pareri e non ce n'è stato uno che sia uguale all'altro. Ha ragione, purtroppo. Grazie per la sua telefonata, grazie. Signora. Sentiamo anche il quarto del dottor Alexandre. Allora, prego, dottore. Allora, signora, purtroppo quella è un'ernia del disco, cioè il fatto che si è rotto il bordo della cartilagine, il contenuto morbido si è spostato nel canale dei nervi. Questo è avvenuto tra l'ultima vertebra lombare, la cosiddetta quinta, e l'osso sacro, quindi appena più giù, diciamo, del girovita. Il fatto che abbiano segnalato che è migrata in basso vuol dire che questa parte di tessuto del disco, spostandosi, entrando nel canalino dei nervi, è anche disceso all'interno di questo. Vuol dire che è un'ernia abbastanza grande da essere disceso questo frammento per un 17 mm, ha detto, quindi è un frammentone, diciamo, di disco rotto che spostandosi in giù complica un po' di più le cose e confligge contro la radice del nervo che va verso la gamba. Che si deve fare?
E si deve fare anche qui, la sintomatologia sarà di disfunzione, immagino, più verso la gamba, più verso il piede, più verso la pianta del piede, più verso la qualità dei movimenti. Allora, in un tipo di ernia del genere dipende anche, l'esame, ha detto la signora, è del 21, quindi ha più ormai l'atteggiamento di una situazione cronica. I danni, i grandi pericoli, una cosa del genere poteva crearli nel momento in cui si è formata, certo. nel momento in cui si rompe il disco e questa specie di sasso della cartilagine si sposta e va violentemente contro i nervi, può generare disturbi importanti, soprattutto in una posizione del genere, poteva al momento dare addirittura dei disturbi del controllo degli sfinteri, perché pazienza se parliamo, diciamo, di un dolore nella gamba, nel piede, ma purtroppo alcune ernie particolarmente grandi in collocazioni di questo tipo possono comprimere anche i nervi che controllano gli sfinteri e quindi in fase acuta si può avere una situazione anche drammaticamente pesante di quel tipo. Se non è successo in un primo momento, certo, è estremamente poco probabile ormai che succeda alla signora. Ormai quello sarà un frammento di disco che, chi lo sa, bisognerebbe vedere l'esame nuovo, se è ancora tale quale o se sono intervenuti dei meccanismi con cui il tessuto erniato viene un po' alla volta digerito. Questi meccanismi sono quelli che stanno alla base della logica delle cure mini-invasive. Il fatto che se non c'è una sofferenza gravissima del nervo, sfruttiamo i meccanismi naturali di riassorbimento di un problema di questo genere e cerchiamo di facilitarlo. Quindi la mini-invasività sta in questo concetto di base. Chiaro, e lo riprendiamo subito dopo la Sì. pubblicità. Ci fermiamo davvero per pochissimi istanti. Rimanete con noi, a tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta. Torniamo a parlare di ernia del disco, una patologia insomma alquanto diffusa, e ce l'hanno testimoniato anche insomma le persone che ci hanno telefonato in questa trasmissione insieme. Abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno. 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 Prego. Chiamo da Padova. Vedo che c'è proprio, stavo guardando la televisione, ho visto che c'è proprio il dottore che mi serve. Prego. Allora io sono stato a 35-36 anni, mi è venuta fuori la saltelzia, sono stato ingessato con gesso per 2 mesi, tutta la parte superiore del corpo. Mi è un po' passato, ma adesso è un anno e mezzo che è un disastro. Ho fatto anche dei raggi, un TAC, e ho fatto anche delle punture all'ozono per vedere se mi passava. Punture all'ozono sulla schiena, sulla quarta e quinta vertebra. Però qua adesso ultimamente non riesco neanche a dormire la notte, mi fa male tutta la gamba destra. E la schiena diciamo che un po' magari, però la gamba non riesco a camminare, non riesco a fare niente. Volevo chiederle, ha possibilità di farmi avere, non so, una visita con un ortopedico, qualcuno che lei conosce che possa darmi un'occhiata, darmi una mano per vedere se riesco. Ce l'abbiamo qui pronto. Intanto cerchiamo di capire un po' meglio che cosa può essere anche l'ozonoterapia, la valenza di questa tecnica. Ecco, intanto, signore, lo ringrazio, ha citato quello che era il sistema storico di una volta, no? Di ingessare una persona, perché si partiva un concetto ortopedico di tenere ferma la parte dolente, la parte lesionata perché cicatrizzasse. E fa parte appunto della storicità del trattamento delle ernie del disco il fatto che una volta si immobilizzavano. Poi da lì si è passato attraverso una quantità di vari trattamenti, e con questo magari potremo dare una risposta anche alla signora di prima che chiedeva che cosa sono le tecniche mini-invasive, eccetera. Cioè c'è una miriade di metodi, purtroppo questo problema è un problema talmente diffuso, io dico una vera e propria malattia sociale, per cui trattamenti conservativi, non conservativi, fisiatrici, farmacologici, c'è una varietà pressoché infinita. L'ozonoterapia è nata alla fine degli anni 90 come un
potente trattamento antinfiammatorio, rivascolarizzante, che serve a spegnere i sintomi. Allora, all'inizio è stato portato avanti in maniera, diciamo, conseguenziale alle esperienze di anestesisti che, trattando per altri problemi, avevano, soprattutto in Germania, somministrato dell'ozono e avevano visto che la soluzione del sintomo, del dolore, eccetera, durava molto di più di quello che ci si sarebbe aspettato con l'effetto di un farmaco che si esaurisce nel giro di qualche ora, di qualche giorno. E allora ci si è messi a studiare questa sostanza che ha degli effetti che da un lato possiamo assimilare a quelli del cortisone, potentissimo antinfiammatorio, però ha anche degli effetti contro il sintomo dolore, e ancora francamente non si sa esattamente perché, e ha degli straordinari effetti di disidratare un tessuto non vitale come quello di un disco rotto, dove proprio fa perdere l'acqua, per cui questo tessuto cicatrizza, si restringe, si consuma e quindi fa parte di quella logica, di quelle tecniche, come dicevo prima, che servono a sveltire meccanismi naturali di liberare la sofferenza del nervo. Per tutti questi aspetti assieme è particolarmente interessante. A patto che vengano realizzate in strutture certificate, certo, sì, insomma con come tutte le degli cure standard hanno i loro precisi, parametri, no? In cui vanno fatte, cioè vanno fatte negli ambienti e da professionisti adeguati a farle, e questo dovrebbe essere un tema nemmeno da citare al giorno d'oggi. È ovvio che se io mi metto a fare una cura devo avere le competenze per farla, devo avere le autorizzazioni per farla, devo essere in grado di fornire un servizio con tutti i sacri crismi, dico io. Certo. Allora, questo è un punto essenziale. E poi l'indicazione, quello che ci si aspetta da una cura. Quando si va a ricevere un trattamento, per esempio con l'ozono, la persona deve sapere che è un trattamento fondamentalmente sintomatico, dove ci sono anche buone probabilità di assestare il problema per un numero importante di anni. Siccome purtroppo abbiamo imparato nei decenni che anche la chirurgia finisce per avere situazioni analoghe, cioè purtroppo anche un atto chirurgico, anche invasivo, può avere una durata di alcuni anni, alla fine si valuterà qual è l'indicazione più appropriata e quali sono i limiti di una cosa o dell'altra. Riprendendo la telefonata sì. di poco fa, le chiedo anche questo: come mai alcune persone, alcuni pazienti si imbattono, come ha citato la signora poco fa, in svariati pareri certo, anche molto differenti tra loro di diversi specialisti? Sì. Perché, e quindi come sì, poi orientarsi? No? Certo. Allora è chiaro che tolti quelli che sono i parametri essenziali, come citavamo prima, la perdita della forza di movimento per esempio di un piede, ancor peggio la perdita di un controllo sfinterico, che sono questi punti estremi dove non si discute, è chiaro che serve una chirurgia di decompressione per andare a togliere il fatto che il nervo è al limite di un infarto, diciamo, e quindi va aiutato in maniera drastica. Tutto quello che esiste fino a lì è gestibile in maniera varia. È chiaro che se io intanto vado a chiedere un'opinione a un chirurgo piuttosto che a un fisiatra, a un neurologo, già mi metto su binari diversi dove è più probabile che un chirurgo proponga una scelta chirurgica e un fisiatra una scelta fisiatrica di base per cultura personale, per punto di vista personale, perché purtroppo ogni professionista sarà portato ad enfatizzare o considerare più importanti alcuni aspetti della cura di una malattia piuttosto che altri. È una malattia che si presta a tantissime modalità di gestione e finché parliamo appunto di correzione della funzione, correzione del dolore, diciamo ben venga quello che può servire, visto che parliamo di cose che non creano pericoli. Allora poi, restringendo il campo, se io vado a parlare da un chirurgo potrò altrettanto trovare chi propende per una forma più aggressiva di aprire, demolire, decomprimere, perché
crede comunque negli aspetti positivi di questo, oppure chi invece ha voluto fare un salto di qualità, diciamo, di punti di vista, senza, diciamo, criticare a priori le scelte dei professionisti, ma semplicemente i tempi evolvono, la cultura evolve, le modalità di trattamento si arricchiscono, esistono queste altre tecniche mini-invasive dove può trovare il professionista che sarà più portato a dire no, io preferisco cercare di lasciare la struttura intera, cercare di evitare le conseguenze possibili che possono esserci o non esserci, poi purtroppo su 100 persone le strade sono infinite, cioè c'è un misto, diciamo, di atteggiamenti culturali del professionista, di situazione clinica che viene vista al momento, può anche influire il fatto che una persona ti arrivi ad una visita dolorante in una maniera spinta, oppure con una sintomatologia dolorosa esigua, e magari allora valorizzo di più le limitazioni funzionali, mi oriento di più su una terapia fisica. Esistono purtroppo proprio in questa patologia una variabilità enorme di Però dobbiamo dire che insomma l'atteggiamento generale, diciamo così, della neurochirurgia e dell'ortopedia al giorno d'oggi è cambiato moltissimo, e quindi viene considerato prioritario probabilmente il fatto di non aprire più una colonna vertebrale, di non demolire la struttura, ma piuttosto di conservare. No? La forma si chiama proprio failed back surgery syndrome, cioè una sindrome di, diciamo, fallimento della chirurgia, cioè di scadenti risultati dalla chirurgia. Questa forma è talmente comune nella storia della chirurgia di colonna vertebrale che è classificata ormai addirittura come una sindrome, cioè la sindrome di fallimento, failed back surgery syndrome, la sindrome di fallimento della chirurgia, cioè la percentuale che è valutata in tutto il mondo intorno al 25% di rischio di avere dei risultati deludenti nel giro di qualche anno da una chirurgia invasiva, aperta di colonna vertebrale. Appunto questa percentuale così alta in tutto il mondo, sopra il 25%, ha portato addirittura a generare la classificazione di una sindrome, perché poi curare queste persone che stanno male, in più stanno male perché hanno avuto una chirurgia, purtroppo è un dato storico ormai rilevato in tutti i libri in tutto il mondo. E questo, ripeto, sottolineo, non per errori tecnici, ma perché è così il fatto di mettere mano alla colonna vertebrale. Certo, e quindi esistono delle alternative terapeutiche come le tecniche mini-invasive. In che cosa consistono, dottore? Così rispondiamo dalla signora di prima che chiedeva, fondamentalmente ci sono alcune, possiamo dire, 3 categorie di tecniche mini-invasive. Le prime, le più storicamente antiche, essendo le prime nate, sono nate tra il 96 e il 2000, alcune tecniche con la stessa logica, sa come nel mondo una visione va maturando nel tempo sotto vari aspetti in varie parti del mondo, si arriva a confluire e sono nate praticamente simultaneamente le tecniche intradiscali, cioè praticamente il concetto di andare con un ago, una piccola sonda dentro al disco e attraverso questa piccola sonda agire. L'entrata appunto con questa sonda, con questo ago nel disco, si fa, diciamo, lateralmente alla colonna vertebrale. La tecnica di entrata è quella, è unica, ecco come è rappresentato da quell'ago in quel disco. L'entrata laterale è così. Questa ovviamente rispetta i nervi, invasività zero. Attraverso questo ago potrò introdurre, abbiamo citato l'ozono, introdurre le radiofrequenze perché metto dentro un elettrodo e vado a bruciare l'interno del disco, potrò introdurre un sistema di coagulazione
che brucia in maniera più, diciamo, più vivace, più potente. Potrò introdurre una specie di piccola trivella che addirittura mi porta fuori del tessuto discale, potrò usare il laser, cioè varie tecniche che hanno il denominatore comune di essere così mini-invasive, entrare nel disco per modificare la pressione interna, l'idratazione, la spinta che questo fa contro i nervi. E quindi questa è una prima categoria di tecniche mini-invasive. Un'altra categoria invece lavorerà nel canale dove stanno i nervi, come abbiamo visto, c'è quella compressione. Allora ci sono degli altri tipi di piccolissime sonde con cui entriamo nel canale. Allora in questo caso di solito si entra dal fondo della schiena dove finisce la colonna vertebrale attraverso la punta dell'osso sacro, e sono delle tecniche di endoscopia, di smuovere le pareti delle guaine dei nervi per allontanarle dai tessuti erniati. Attraverso questa stessa si possono introdurre degli altri tipi di elettrodi con cui si esegue la tecnica di neuromodulazione, con cui questa lo usano moltissimo anche i colleghi anestesisti oltre che i neurochirurghi, di gestire il dolore con la endoscopia d'arachide e la neuromodulazione, cioè modulare elettricamente come il nervo conduce il dolore o la disfunzione. E quindi questa è un'altra categoria di tecniche: lavare il canale dove stanno i nervi con i farmaci e utilizzare questi sistemi. L'ultima categoria di tecniche mini-invasive sta invece sulla parete posteriore di quella colonna vertebrale, quindi tra l'apice di una vertebra e della sottostante, dietro, fuori dal canale dei nervi. Quello spazio tra le due ossa può essere utilizzata per inserire una specie di tassello che alzerà la distanza tra le due vertebre e quindi creerà una tensione, una distrazione appunto, in modo da allargare lo spazio a favore dei nervi che stanno all'interno. Tutte tecniche che lei insomma porta avanti all'istituto da lei fondato. L'istituto è un centro di eccellenza, mi piace sempre ricordarlo, a livello mondiale, proprio nel trattamento delle patologie degenerative della colonna vertebrale per mezzo di terapie mini-invasive. Io ho avuto la fortuna di studiare queste cose, tra i primi, di entrare appunto nell'ottica di gestire queste cose, un po' per idee mie e un po' per idee di colleghi in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, con cui ci si è parlati, ci si è trovati con questa comunanza di idee, e quindi abbiamo potuto sviluppare queste cose che ovviamente all'inizio hanno generato, come tutte le novità, una grande perplessità, una grande diffidenza, eccetera. Poi si sono, diciamo, imposte da sole per la qualità dei risultati. Ecco. La mia idea iniziale era questa, diciamo: vedo una persona che ha operato, supponiamo, per un'ernia del disco, la vedo a controllo, poniamo, dopo un mese. Faccio camminare la persona, come va? Bene, dolori ne ancora? No, praticamente pochissimi. Come va? Si muove? Sì, tutto funziona bene. Chiedo alla persona che impressione ha di questo trattamento che ha avuto, eccetera. Per carità, non lo rifarei, che disturbo, che problema, che periodo di vita difficile, eccetera. Allora ho cominciato a capire che il punto di vista del chirurgo non coincide necessariamente col punto di vista del paziente. Tu vedi, pensi di aver fatto un intervento eseguito correttamente, vedi che il risultato funzionalmente, diciamo, visto da fuori è in ordine, però l'interpretazione della persona è completamente diversa. Ci sono una serie di difficoltà, di inconvenienti, eccetera, che non sei riuscito a aiutare a correggere. Certo, e come abbiamo detto, appunto, indipendenti magari anche dal chirurgo. Abbiamo un'ultima telefonata in studio per oggi, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno. Buongiorno signorina. Buongiorno signora, prego, ci dica pure. Io sono una signora di 88 anni. Complimenti. Io ho l'artrosi sotto perché anni fa avevo preso una bella botta nel baccinetto e lì non sono stata ferma e si è formata un'artrosi. Ma poi ho dolori, ma adesso è un periodo che
ho dolori all'ano tremendi, anche adesso sono seduta in divano e mi fa malissimo, sono perfino sudata. Perché mi passi un po', io mi devo coricare a letto, distesa a letto non sento più dolori. Grazie signora, intanto vediamo insomma di riuscire a darle una risposta, un consiglio in via generale. Dottore, prego. Beh, intanto al di là del dolore, complimenti alla signora per l'età, per tutto. Chiaramente quando l'artrosi ha portato evidentemente ad un conflitto, ad un consumo tra le strutture cartilaginee e ossee tali da mettere in compressione anche l'innervazione assiale centrale che arriva in queste zone fondamentali proprio per la postura, lo star seduti e questo, chiaramente vuol dire che lo spazio per i nervi all'interno è ridotto a pochissimo. Quando stiamo seduti poi il carico posturale di quest'ultimo segmento, le ultime 2 o 3 vertebre lombari e l'osso sacro, è addirittura quasi il doppio di quando stiamo in piedi, il carico proprio assiale di peso in quella parte. Quindi già il fatto di essere seduti ulteriormente aumenta la compressione su questi nervi. Chiaramente ci sono delle persone che usano una ciambella, per esempio, per distribuire il carico e aiutarsi, però il carico non è tanto locale sulla pelle e sul posto quanto proprio all'interno assiale. Quindi è difficile da gestire. Purtroppo è un problema di fatto degenerativo e di ischemia di questi nervi. Chiaramente la signora toglie il carico, la pressione sui nervi cala e sta subito meglio. Le gestioni purtroppo sono la neuromodulazione, come accennavo prima, cioè questi piccoli elettrodi con cui si corregge la conduzione elettrica dei nervi. I sintomi del dolore, della sensibilità nei nostri nervi sono impulsi elettrici e quindi si è studiato una particolarità di apparecchiature con cui l'onda viene appianata, si corregge, neuromodulazione, si modula l'impulso nervoso. Se no ci sono dei farmaci che hanno un effetto di copertura diverso dal classico antinfiammatorio che toglie il dolore per qualche ora. Possono esserci dei farmaci che agiscono purtroppo sul sistema nervoso centrale, sul cervello, per ridurre la sensibilità al dolore, la sofferenza al dolore. Purtroppo bisogna provarli sulla persona, quanto danno di disturbo, diciamo, di attenzione, di presenza o attundimento, quanto sono benefici. Ma sono dei farmaci che regolano la sensibilità al dolore a lungo termine nella giornata. Siamo davvero in chiusura, ultimi 30 secondi per chiederle questo. Queste tecniche mini-invasive che abbiamo elencato permettono di non avere più recidive? Parliamo chiaramente di ernia del disco, oppure insomma può succedere che ritornino? Magari permettessero di avere una bacchetta magica. Diciamo che hanno meno probabilità di portare a recidive. Se, come accennavo prima, la chirurgia aperta per inconvenienti, recidive, cicatrici, instabilità e via porta un insieme di un 25% di possibili inconvenienti negli anni, con queste tecniche si parla del 7-8%. Ecco, diciamo che si è capito che più delicata è la gestione, meno c'è rischio di inconvenienti alla lunga. Certo, beh, insomma rappresentano comunque una valida soluzione, un'opzione importante. Anche perché sono ben abbinabili e anzi favoriscono il fatto che la persona possa muoversi, fare attività fisica, usare i muscoli, non dico diciamo reintrodursi appieno nella vita sociale, che ovviamente sarebbe lo scopo più bello, ma comunque avere meno dolori per essere meno impacciato e quindi muoversi, una quotidianità diversa. Migliora il nutrimento sui nervi e tutto funziona di più. Grazie, grazie dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Grazie davvero mille. A voi per averci seguito, grazie a Francesca Pezzo e Simone Merlo in regia. Vi lascio al film 2 giorni, una notte. Arrivederci.